Quinto tentato furto in 20 anni per la famiglia degli Agostini che risiede nella frazione di San Michele delle Badesse. Martedì notte, poco dopo essere usciti di casa per andare verso il Lido di Venezia con la loro attività di ambulanti di alimentari, due malviventi armati di grossi tronchesi e mazzette sono entrati in giardino, si sono protetti dal cane da guardia con un bancale in legno e hanno sfondato una porta a vetri. Dentro casa c'era il fidanzato della figlia dei proprietari, che appena sentiti i rumori ha telefonato al padre della ragazza e si è messo a chiamare forte il cane Thor. Per fortuna c'avevo il mio Thor, il mio cane, che li ha fatti scappare, però danni hanno fatto, però cosa vuole? Che danni hanno fatto? Abbiamo fatto danni al portone, alle finestre. Contanti in casa non ne teniamo, dice degli Agostini. Ai ladri non è interessato nemmeno il magazzino con la merce. Lasciando perdere, anche il sindaco è bravissimo, la polizia, è lo Stato che non ci tutela, è lo Stato sempre, che è colpa secondo me sempre dello Stato, perché non ci sono le pene adeguate, perché non si può andare sempre a rubare dappertutto ogni volta alla gente. Arrivato alla quinta volta si sente più insicuro o la sua è più amarezza? È amarezza perché siamo collegati con Padova Controlli, Carabinieri, e allarmi dappertutto, fa rabbia perché vedono che c'è allarmi dappertutto, cioè, è assurdo, perdono tempo per niente, hai capito il discorso? E abbiamo paura che può succedere qualcosa di male. Grazie al molto coraggio del moroso della figlia e ai denti aguzzi del loro pastore belga Melanois, e i degli Agostini possono dire di averla scampata bella. Forse un cane è poco, ne prenderò un altro.